to let you go. E bella a tutti ragazzi, in questo video sono MDM e come vedete siamo di notte, quasi di notte, ecco. E come dire, zio, è da un bel pezzo appunto che non registravo in moto, un bel pezzo, calcoliamo 2 settimane circa, più o meno, quasi. Cadetto! Senza escludere i video che appunto avete già visto sul canale delle pistate, e appunto a breve, spero tutto vada bene, ci sarà una sorpresa, poi per chi intende in tenda, chi non va in tenda va in campeggio. Attualmente sto andando a incontrare un mio amico che ha un porco dio, non ricordo il nome, 4,5, non mi ricordo, mettiamo la freccettina, vabbè, quando mi arrivo là gli chiedo, che non mi ricordo più. Tremenda, a parte che spero che si veda qualcosa, che c'è un nero dappertutto. E avevo chiamato prima, ciao Leo, che praticamente appunto ho chiamato prima Leo dicendogli guarda, secondo me non fa più un cazzo, ma mi sa che mi stavo sbagliando. No, Il beta era 480. Ah, ecco. Per questo video qui che state ascoltando ho il microfono nuovo su zio, buon adesso, non per fare quello che si vanta, questo e quell'altro, ma 80 euro di un microfono, porco zio. Io spero che appunto li valga. Ho già fatto qualche prova, mi pare buono, anzi meglio dell'altro. Diciamo che non è che è cambiato di un 300%, ma tipo l'aria, rumori, rotte i coglioni così, li ha limitati tutti quanti. E ricordo che io sotto qua al mento, al mento del casco, che c'è il paramento, ecco, io l'ho tirato via perché mi si è stirato via praticamente, devo rimettermelo su. Diciamo che sto più al fresco adesso, però l'aria entra tanto più violentemente. Però ho visto che tiene come microfono, quindi GG. Io sono il pigro, devo stare dietro. Io devo stare dietro così. Ebbene sì, da questa parte qua del video appunto vedrete dalla webcam. Per quale motivo? Per un semplice piccolo motivo, che l'audio è andato a farselo mettere nel culo, ecco. E praticamente dall'ultima scena che avete visto abbiamo preso, sono andati appunto verso Jesolo, come vedete appunto dalle immagini. Da lì in poi siamo fermati appunto a bere qualcosa, mangiare qualcosa, non mi ricordo più. Appunto siamo ripartiti. Io ho cliccato per far partire la registrazione. L'unico problema è che sono strasicuro che questa piccola parte qui, lasciate stare il cavo del coso pezzolone, ma questa piccola parte qui si è smollata leggermente e non mi ha fatto partire completamente l'audio all'interno del casco. Ma quello è il problema, che non ha fatto neanche partire praticamente l'audio della GoPro normalmente. Quindi cosa è successo? Andando praticamente in possiamo dire tipo in interferenza, come dire, tipo si è bloccato tutto quanto, mi ha fatto solamente che il video senza l'audio, ed è la parte che appunto era la più importante, dove appunto si vedeva che mi ero alzato con la moto. Il titolo è vero che appunto ho impennato, l'unico problema è che non c'è l'audio, e qui c'era anche la parte figa in cui dopo abbiamo praticamente urlato, fatto il disastro. Ma questo è successo. Adesso vi lascio la parte del video, a parte che sta vedendo le clip sottostanti mentre sto parlando, e vi faccio vedere la parte in cui appunto ho impennato, cercando appunto di farvi vedere e capire che appunto è... Ripeto, l'unico problema è che questo video qua, la parte più importante, me la sono ciavata con la GoPro. Why is it so hard to let you go?